Un boato, poi il silenzio, quel silenzio surreale che ancora una volta fa presagire l'ennesima tragedia della strada. Uno schianto sulla feltrina fra una moto e un'auto. A perdere la vita è un 41enne, Massimo Di Matteo, residente a Pederoba ma originario di Caserta. L'incidente è avvenuto intorno alle 22:30 all'altezza dell'incrocio con via Lauretana. L'uomo, in sella alla sua due ruote, stava procedendo in direzione Montebelluna. Per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un Audi A8 guidata da un cittadino rumeno di 33 anni. L'automobilista è rimasto ferito e è stato portato in ospedale. Non c'è stato niente da fare invece per il motociclista, troppo gravi le ferite riportate, i mezzi distrutti a terra, i segni dell'ennesima tragedia di un'altra vita stroncata. Una strada, questa, ci spiega il sindaco di Montebelluna, molto pericolosa. Certamente quel tratto lì è un tratto molto pericoloso perché è un tratto rettilineo sul quale si mette poi via Lauretana e un po' più a nord addirittura c'è a sinistra un distributore di benzina e anche lì sono successi già degli incidenti mortali. Tanti, troppi gli incidenti, anche mortali, lungo questa strada, a volte causati dalla velocità, a volte dalla disattenzione. Al momento quello che posso dire chiaramente è quello che bisogna essere molto attenti, andare piano in quel tratto, evitare di superare e fare molta attenzione a quelle che sono le emissioni appunto da via Lauretana e dal distributore di benzina, perché molto spesso il distributore di benzina l'uscita dovrebbe essere verso Montebelluna, mentre ci sono persone che tagliano e vanno in direzione appunto di Feltre. Massimo Di Matteo lavorava come operaio presso un'azienda di verniciatura a Montebelluna e da qualche tempo viveva a Pederoba. Lascia un figlio di 10 anni, nato da una precedente relazione, e l'attuale fidanzata. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai militari dell'aliquota radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna.